Io sono e noi siamo per la sanità pubblica nazionale, con una ripresa del servizio sanitario nazionale. L'autonomia differenziata purtroppo peggiorerà ulteriormente. Questo è l'inganno. Io per esempio sono un autonomista convinto, molto più della Lega. Sono per l'autonomia dei popoli, per l'autodeterminazione, per l'autonomia dei sindaci, dei territori. L'autonomia differenziata, anche per l'esperienza di magistrato e di sindaco, dà tantissimo potere finanziario, economico, istituzionale, amministrativo ai vertici delle regioni. Quindi quel disastro che noi abbiamo visto finora, per esempio sulla sanità, peggiorerà e in più si andrà sempre di più, con la scusa che la sanità pubblica non funziona perché non la fanno funzionare, la privatizzazione della sanità. Dalle ultime notizie, un pezzo dei soldi del PNRR, siccome non riescono a impiegarli, nonostante sono anni che ormai si sta pensando e lavorando, andranno alle imprese. Quindi ormai di transizione ecologica non parla più nessuno, di ricostruzione dei diritti negati non parla più nessuno, si sta vedendo dove mettere questi soldi, andare magari a finanziare qualche progetto come se fossero finanziamenti ordinari. Questo è un finanziamento che l'Italia non ha mai avuto nella sua storia, quindi noi dobbiamo fare le cose eccezionali, non con tutto il rispetto, il campo di bocce, di padel, che per caso sono cose importanti, ma non per il PNRR. Uniamo il paese sui beni comuni, c'è un ambiente da difendere, difendiamolo. C'è il lavoro da difendere, difendiamolo. C'è l'acqua, la siccità, altrimenti sempre solite parole, parole, parole. E poi c'è l'emergenza climatica, che facciamo? Mettiamo 41 miliardi di euro all'anno per il fossile. E allora che ci lamentiamo a fare? Che non piove, che ci stanno inquinamenti? E nel Veneto l'inquinamento FAS mi sembra che non sia una cosa che scopriamo adesso. Quindi l'Italia, questo, è bella, ma è anche unita nelle tragedie, nelle mafie, nell'inquinamento, in un capitalismo predatorio. Questo è il messaggio che noi diamo, che siamo piccoli, però i piccoli non vanno mai sottovalutati.